qual è la situazione idrogeologica della città di Padova e del Padovano in generale. La situazione idrogeologica del Padovano è una situazione piuttosto complessa perché è legata a come si è costruita la pianura nel corso dei millenni. In realtà, anche se è una cosa poco conosciuta, anche nel sottosuolo di Padova ci sono degli acquiferi particolarmente importanti, non importanti tanto per l'approvvigionamento idropotabile che proviene da altre zone del Veneto, ma per tutta l'influenza che ha da una parte su tutte le opere che noi andiamo oggi a fare nel sottosuolo, che sono sempre di più, dai parcheggi al sottopassi a una varietà di opere veramente ampie, ma anche in rapporto a tutta una serie di tematiche, il rapporto con i corsi d'acqua, la possibilità della sicurezza delle costruzioni e così via. In un momento come questo e quindi è particolarmente importante perché forse i cittadini stessi ma anche le istituzioni non si rendono conto che la nostra vita quotidiana è grandemente influenzata dalla presenza di acquiferi di importanza, di portate molto rilevanti. La seconda domanda, qual è l'importanza di questi incontri, di questi convegni che vengono fatti? È una cosa che io ritengo fondamentale, lo dico sempre quando mi capita di andare a parlare in giro di questi temi, cioè se questo tipo di conoscenza rientra soltanto nella ristretta cerchia dei geologi porta poco, invece noi dobbiamo portare questa conoscenza a chi fa pianificazione, a chi fa programmazione, a chi fa progettazione nel sottosuolo e al di sopra del suolo. A questo punto questo diventa un patrimonio comune che permette di fare quella che tutti citano ma nessuno fa mai, che si chiama prevenzione. E fare sempre divulgazione il più possibile. Esatto. Grazie mille. Grazie.